Avanti, avanti. Comincia a fare qua. Sì. Fa considerare sui gradini, tanto per i giovani. È un momento sui gradini. Ci sono un po' di posti qua davanti, Vieni. Qui vicino alla santa anche qualcuno si può sedere. Siedetevi sui gradini. Ci siamo? Buongiorno a tutti. Ecco, ci siamo. Lei si chiama? Sor Maria Cristina. Ecco. Ok. Allora, qui siamo nel luogo, diciamo, più bello della comunità, perché è la prima antica cappella dove Santa Chiara pregò con le sue sorelle, quindi questo luogo qui è un luogo di preghiera eccellente perché c'è proprio come la sorgente da cui parte la preghiera in questo luogo, in questo santuario, no? Perché qui ha pregato Santa Chiara. E so che avete pregato tantissimo, ma possiamo partire in questo primo pellegrinaggio con la prima preghiera che vi ho dato sul retro, in modo che sia una benedizione per tutti noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre misericordioso, che nella parabola del figlio prodigo hai rivelato la divina bellezza del tuo volto e del tuo cuore, riversa oggi su di me, pellegrino in questo luogo di grazia, l'abisso del tuo infinito amore. Abbi pietà di me, perdona i miei peccati e accoglimi tra le tue braccia. Amen. Santa Chiara della Croce, prega per noi. Quando entriamo in questa cappella, i cui affreschi sono alla scuola Giottesco-Senese Umbria dell'espressionismo, una scuola che vuol far emergere i sentimenti, no? E quindi anche delle belle raffigurazioni, perché noi quando guardiamo questo crocifisso vediamo che è un bellissimo uomo, no? Con tutte le sue fattezze, con tutta la sua bellezza, quindi ci attira, no? Quando entriamo in questa casa, la prima cosa che vediamo è lui e ci aiuta molto ad avvicinarsi alla figura di Santa Chiara, perché se voi guardate la bella statua che ci è stata regalata a Lignea, al centro del cuore di Santa Chiara c'è Gesù. Quindi entrare in questa cappella vuol dire anche cominciare a respirare l'aria della Santa che ha vissuto, ecco, fin da bambina all'ombra di questa grande passione d'amore del Cristo crocifisso. Qui nell'affresco vediamo, si chiama il Cristo Patiens, che patisce una passione d'amore per noi. Quando Giovanni nel Vangelo dice quella bellissima espressione, Dio ha tanto amato il mondo da dare la sua vita per noi, qui lo vediamo molto bene, no? E quel noi non è un noi generico, è un tu, è per me, è per te, è per te, perché il Signore non è che va in massa, no? Vede la folla, ma vede ciascuno di noi, no? Questo è il messaggio del crocifisso, ecco, che poi per chi ha una buona vista, ci sono dei dettagli bellissimi, delle goccioline di sangue che qua e là cadono sui personaggi, no? Sopra Maddalena sotto la croce c'ha una gocciolina di sangue in testa. Che cosa vuol dire? Noi sappiamo che il sangue di Cristo è molto potente, è la vita di Cristo che ci libera. Con questa croce il Signore può raggiungere tutti, no? Troveremo nel centurione, che è questo personaggio al centro dei soldati che innalza le mani, troveremo il sangue che gli parte dalla lancia e gli forma una lacrima. Ecco, molto bello, no? Perché laddove è stato toccato da
Cristo si commuove, piange, sappiamo quanto il pianto sia importante tante volte per dei pesi che portiamo dentro, oppure anche un pianto di funzione, no? Accorgersi di quanto ci ama Gesù. Questo fa questa crocifissione, poi abbiamo gli angeli che pregano, c'è chi è stupefatto, c'è chi prova dolore, ecco di solito gli angioletti sono lì sempre tutti così, no? Questo è proprio perché è la figura dell'espressionismo, se voi guardate hanno delle espressioni, dicono la passione del Signore. Sotto la croce abbiamo da una parte le donne che stavano sotto la croce, naturalmente quella in prima fila è la Madonna che è svenuta, e se voi guardate ha la stessa configurazione del volto di Gesù, no? Perché laddove soffre un figlio soffre anche la madre, non sappiamo bene, laddove un figlio muore un po' anche la madre, quindi si assomigliano tantissimo. Ai piedi del crocifisso vi dicevo che c'è la Maddalena, e di straordinario in questa pittura che cosa c'è? Che c'è la Madonna Santissima, l'Immacolata, e c'è la Maddalena con la sua storia, no? Quindi fra questi due poli ci possiamo stare benissimo anche noi, con tutte le nostre difficoltà possiamo arrivare sotto la croce, no? Questo è il grande messaggio di speranza, e arrivare sotto la croce vuol dire arrivare alla salvezza. Poi quei due popoli, vi faccio notare solo quest'ultima cosa, se voi guardate, questi da questa parte guardano orizzontalmente, quegli altri innalzati dal centurione vengono attratti verso l'alto, no? Perché è un po' il discorso della durezza del cuore. La Bibbia che cosa dice? Qual è il grande peccato? È la durezza del cuore, non accorgersi che Gesù ci sta dando la sua vita per amore. No? Il centurione si accorge che questo muore da figlio di Dio e tira dietro tutto un po' la testimonianza. Gli altri rimangono orizzontali, sacerdoti del Sinedrio, duri, induriti nel e la luce non può entrare. Noi siamo in tempo di Natale, no? Che si canta tanto la luce, si medita nel Vangelo di Giovanni, no? Ma la luce non può entrare laddove noi chiudiamo le porte. La luce può entrare da questa, le porte sono aperte, no? Quindi la prima dimensione è l'apertura del cuore affinché Cristo possa entrare nelle nostre vite. Questa scena ci dice che Cristo è entrata, da quest'altra parte c'è una durezza fortissima, no? È un po' la sfida della nostra vita, tra il combattimento fra luce e tenebre. Poi sui quattro lati, sui lati della cappella abbiamo 4 affreschi, poi dopo quando fate il giro vi potete vedere perché non ci stiamo tutti qua su. E 4 affreschi che ci raccontano un po' la vita di Santa Chiara. Chi è stata Chiara? Faccio in breve. Chiara è stata una ragazza di questa Montefalco che fin da piccolina ha respirato in famiglia una fede molto genuina in famiglia e poi anche nella cittadina di Montefalco, no? Ci racconta la biografia che lei fin da piccola, come fanno i giochi i bambini, no? In casa si era ritagliato il suo angolino di preghiera e soprattutto aveva una grande devozione per il Cristo crocifisso, no? Perché in quell'epoca noi sappiamo che la spiritualità era molto improntata sulla passione di Cristo, no? Per Montefalco giravano dei movimenti che venivano chiamati gli spirituali, i flagellati, giravano a cantare anche le laudi, no? Per cui Chiara tante volte quando sentiva questo canto andava in estasi, no? Era molto amante del canto Chiara, no? Come dice Sant'Agostino, cantare amanti sesta, cantare di chi ama, no? Quindi questa ragazzina piccolina che così amava Gesù, amava molto cantare, no? In monastero dicono che la sentivano ogni tanto cantare melodie ineffabili, no? Perché anche questo fa parte della lode del Signore. Quindi Chiara cresce in questa cultura, molto amante di Cristo, molto amante di Cristo crocifisso. E ha questo esempio straordinario davanti a sé, perché la vocazione, sapete, non è che nasce così la mattina, ci arriva la telefonata e buongiorno, devi andare a Montefalco, no? Nasce anche dalla testimonianza. Chiara ha una grande testimonianza davanti a sé, che è la sorella, la beata Giovanna, di 17 anni più grande di lei,
che entra in monastero praticamente a 20 anni. Io lo chiamo monastero, ma non si chiamava proprio monastero, romitorio. Era perché lo iniziano loro e qui davanti al nostro monastero c'è una chiesa di Santa Illuminata. Lì inizia questo piccolo nucleo della Beata Giovanna con alcune ragazze finché arrivano a 8 che poi dopo si trasferiscono qui. Chiara che cosa vede? Vede una vita felice nella sorella, no? Vede veramente una vita realizzata. A 6 anni, è il primo affresco che c'è in questa cappella, chiede alla sorella di poter entrare nel monastero. Qui il biografo, per me è uno specchietto interessantissimo, no? Ci fa vedere come a quel punto si scatena una, no? Perché non dovete immaginare che la vita di monastero sia tutta tranquilla, siamo già in paradiso, c'è da lottare anche qui, no? E come si legge questa lotta nella testa appunto nella testa di Giovanna e di Santa Chiara, no? Giovanna comincia ad avere una serie di pensieri, no? Ma questa viene in monastero per me, non ha vera vocazione, viene perché stare sotto il mio affetto, è una cosa affettiva, no? Eccetera, no? Poi verrà illuminata dallo Spirito Santo e capirà la grandezza di Chiara. E Chiara, pensate, così piccolina, qual è la tentazione sua? È molto dolorosa, che poi la troverà anche in età adulta, no? Già da piccolina lei percepisce questa tentazione interiore, dice: il Signore non mi prenderà in monastero, non mi prenderà perché sono troppo cattiva. Ecco la dimensione che non è degna di poter consacrarsi al Signore, no? Quindi dopo questa lotta notturna con questi pensieri negativi, la luce del giorno porta alla luce dello Spirito Santo e Giovanna vede che invece questa ragazza veramente è molto, molto brava. Venne qui l'ordinario, il vescovo di Montefalco, che fece l'esame canonico a questa bambina di 6 anni per vedere se aveva le qualità per entrare in monastero, no? Il vescovo, oltre a benedire la prima pietra di questa cappella, diede l'approvazione dell'ingresso in monastero di Santa Chiara, che entrò a 6 anni in monastero. Non so quanti anni hanno le bambine lì, però quando vedo i bambini, ecco, 5, ecco, immaginate, ecco, quasi pronta, il prossimo anno entro in monastero. Ecco, immaginatevi che cosa, no? Una bambina di 6 anni che era già pronta ad entrare in monastero, anche se al tempo le bambine venivano affidate per le scuole ai monasteri, quindi non è una cosa proprio così strana. E anche noi oggi non potremmo nemmeno accogliere una bambina di 6 anni, no? Ecco, però c'è questa dimensione molto precoce di una Chiara che poi la vedete nel secondo affresco, che è bellissimo questo affresco qui sopra, una Chiara che gioca con Gesù bambino consegnato a lei dalla Madonna, perché Chiara, quindi da piccolina, ha avuto anche queste visioni sensibili, no? In cui parlava, ecco, vedeva Gesù, no? E qui ci racconta il biografo che la Madonna gli dava Gesù sotto il manto e lei cominciava a giocarci, no? Che bella immagine. Cioè, nel senso, Gesù si dona un po' a noi come lo possiamo anche recepire, no? Quindi si dona, se guardate Chiara in ginocchio, ma se si alza è alta quanto Gesù, no? Quindi vuol dire che erano coetanei, no? È un discorso molto bello. Poi il biografo dice che Chiara quando lo vuole abbracciare, perché è entusiasta d'amore, questo qui birichino se ne scappa, no? È un po' il cammino della fede che farà capire a Chiara che per vedere il Signore, abbracciarlo, essere abbracciato, dovrà crescere anche soprattutto nell'accettazione anche della passione di Cristo, no? Il cui affresco ce l'abbiamo sotto, quello che poi vedete anche nel santuario, Chiara che riceve la croce da Cristo. Che cosa è successo in questo periodo tra la bambina e Chiara ventenne? È successo un periodo che ci accomuna un po' tutti e che io vi dico, secondo me è il periodo più bello della vita di Chiara, no? Perché noi tante volte contempliamo i santi perché vanno in estasi, perché hanno doni straordinari, perché fanno miracoli. Chiara ne ha fatto circa 300 miracoli, tutte cose sante, io non voglio dire. Però c'è un periodo di vita nella vita di Chiara che
ha fatto la sua santità profonda. Chiara in un certo momento unità faceva quello che facciamo tutti noi, pregava, donava la vita, azioni di carità che non si contano. Ecco, anche dalle sorelle viene descritta come una persona dolcissima, molto bella, chiara di nome, chiara di fatto. Però a un certo momento che succede nel confronto con una sorella che insomma si lamentava un po' perché non riceveva una grazia dal Signore, no? E Chiara dice: ma che problema c'è? Chiedila, poi il Signore a me dà tutto, no? Una bella frase. Chiara dice: a me dà tutto il Signore, no? A me dà tutto, perché i santi tante volte dicono a me dà tutto, perché ne sono talmente uniti con la volontà di Dio che la volontà di Chiara era quella di Cristo e quella di Cristo era quella di Chiara, no? Vi faccio un esempio che ho letto una biografia in questo tempo molto simpatica, non so se lo conoscete, Don Dolindo. Ecco, ho letto questa, che c'era una signora che si lamentava in America che non poteva confessarsi da Don Dolindo, no? Allora gli dice Don Dolindo questa lamentela, Don Dolindo la riferisce al Signore e si sente dire dal Signore: Don Dolindo, tu sei me e io sono te. E lui si trova in America in bilocazione, così iniziano le sue bilocazioni, a confessare questa donna, no? Ma è bella questa cosa, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, no? Questo aveva Santa Chiara, no? Però che cosa succede? Anche i santi, non è che sono santi subito. Santa Chiara si accorge in questo confronto con la sorella che lei fa come questo pensiero, no? Ma se io ho tutti questi doni, quindi attenzione coi doni, se io ho tutti questi doni sarà perché me li merito, sono brava, no? Ecco, sono cresciuta tutta per benino e quindi il Signore giustamente ha coronato la mia vita con tutti questi doni, no? È un pensiero di superbia. Chiara si rende conto, perché è molto sensibile d'animo, che è superba e chiede al Signore di essere guarita da questa superbia. E il Signore gli passa una medicina amarissima. Ecco, questo è il periodo che vi dico, guardate che è molto importante nella vita di Chiara, perché ce l'avvicina nelle nostre tribolazioni, nelle fatiche, nelle aridità, nel non senso della vita, no? Praticamente il Signore sparisce dalla sua vita per 11 anni, la lascia in una desolazione profonda, è come in una stanza che salta la luce e lei rimane al buio, sbattacchia un po' da tutte le parti, no? Dice: ma il Signore dov'è? Mi ha abbandonato. E lei dice che in questo periodo fa proprio esperienza di peccato, dice: se il Signore non mi tiene la mano in testa io potrei fare qualsiasi peccato. Lei vede tutti i vizi che gli si scagliano contro e vede che per reagire a queste tentazioni deve fare opere di bene, no? Reagire con le virtù. Impara la legge della vita spirituale in questi 11 anni, in questo combattimento che noi chiamiamo il combattimento spirituale, di cui Chiara poi, quando ne sarà uscita, dirà: ho imparato più in quegli 11 anni che non se avessi fatte tutte le letture del mondo, no? Perché per diventare poi quella madre spirituale, quella patrona che noi ancora oggi veneriamo, lei dice che è andata a quell'università lì, all'università di questa aridità e di questa desolazione fortissima. E in questo periodo è da collocare l'impressione dei segni della passione nel cuore di Cristo. Un pellegrino viene al monastero e chiede ospitalità nel cuore di Chiara, ospitalità della sua croce. Dice: cerco un luogo dove poter piantare la mia croce. Se voi guardate l'affresco, guardate che Gesù non gli butta addosso la croce. Chiara la prende in mano e se la mette sul cuore. Guardate che questo accomuna molto al rito del matrimonio. Io lo dico sempre, no? Quando due si sposano, che cosa diciamo? Io ti accolgo. È un po' il rito del matrimonio, perché qui si tratta delle nozze mistiche, no? Io ti accolgo in tutto. Che cosa si dice nel matrimonio? Ora non mi ricordo più precisamente, ma nella buona, nella cattiva sorte, nella fragilità, nelle malattie, eccetera, no? Ecco, un po' qui c'è la nuzialità piena di Chiara, la donna matura, che poi diventerà anche priora del monastero. In questo tempo per lei così difficile,
lei non vuole accettare questo incarico, ma poi il vescovo le chiede di accettare e in obbedienza lo accetta, no? Perché immaginate in un periodo così desolato pensare di guidare una comunità di 20 persone per lei era veramente una grande sofferenza. Però poi Chiara cammina e quando tornerà la luce nella vita di Chiara, guardate che questo, lei dice una parolina che per me è magica. Lei dice che torna la luce quando si rende conto e quando dice al Signore che accetta questa prova anche dovesse durare tutta la vita. Pensate cosa dice Chiara, no? E da quel momento, siccome lei rientra in quella relazione di umiltà, la prova si scioglie, no? Quindi quanto è importante questa parola accettazione, no? Accettazione di tutto quello che la vita ci fa, perché Chiara comprende che il cielo aperto è quando noi entriamo nella relazione di umiltà tra creatura e creatore. Che cos'è l'umiltà? L'umiltà è questa relazione in cui io so che ricevo tutto da Dio e sono creatura però, non sono io l'onnipotente, no? Che voglio gestire la mia vita. Quando rientra così si aprirà per Chiara, quindi quello spazio di benedizione e vedremo tanta gente affluire al monastero, ancora la vediamo adesso, e quindi questa luce di Chiara che continua a irradiare un po' tutte le persone e anche a raggiungerle con delle grazie particolari. Poi qui abbiamo l'ultimo affresco che è Chiara che guarda verso il crocifisso e dice alle sorelle: lasciatemi andare perché io voglio andare dal mio sposo e dal mio Signore, non mi trattenete. Chiara aveva 40 anni, quindi anche molto giovane, no? Oggi noi tante volte cominciano a 40 anni il percorso, ecco lei l'aveva stabilito in 40 anni e regna nel paradiso, e come se dicesse a tutti noi, no? Ecco, l'altro giorno il cardinale ho letto per caso questa frase che deve essere il nostro un po' un calciatore, no? A Bologna, ecco. Ha fatto il funerale, mi è piaciuta questa cosa che diceva il cardinale, no? Dice, ha giocato il primo tempo, adesso inizia il secondo tempo, no? Chiara ha questa consapevolezza molto chiara, il paradiso è il compimento della vita, no? Quindi dice le frasi più belle: lasciatemi andare alle nozze, io voglio andare dal mio Signore, non vedo l'ora che la mia anima entri nella sua. È un canto di vita, non un canto di morte, no? Come cantano i santi, perché questa vita davvero è solo il primo tempo. Questa è la fede, no? Che ce lo dice quando diciamo il credo alla vita eterna. Poi c'era sempre mia sorella che dopo che andavamo via diceva: ma ci sarà qualcosa dopo questa vita? Dico: ma sei detto credo alla vita eterna? È proprio che questa vita eterna ci entri, no? Ecco, questa è un po' la vita. E poi nella cappella abbiamo i 4 evangelisti verso l'alto, che è la parola che cerca il cielo. Abbiamo 2 cicli di altri santi, di San Biagio e Santa Caterina del Bottaccio. Un po' questo luogo. Qui davanti una grande Santa Chiara con il Berengario inginocchiato, che era il vicario episcopale, che venne a Montefalco per scomunicare le monache. Pensate, questo monastero ha rischiato la scomunica 2 volte. Qui perché avevano preso, siccome Chiara ha avuto un'amicizia spirituale con 2 cardinali, un cardinale gli lasciò la croce pettorale, sentirono Chiara dire: io non ho bisogno di croci lussuose perché ho Gesù Cristo crocifisso nel mio cuore, i segni che voi vedrete nel santuario, no? I segni della passione. Allora le monache, che qui in Umbria bisogna stare attenti perché sono molto concreti, ecco, gli fecero un'autopsia, gli aprirono il corpo e gli estrassero il cuore per vedere i segni della passione, no? E questa operazione non si poteva fare, c'era una bolla pontificia, siamo nel Medioevo, in cui per le reliquie ne facevano di tutto e di più, e il Berengario venne per scomunicare tutta la comunità. Vedendo questa santità di popolo, quando era amata Chiara, scrisse la prima biografia, così noi abbiamo una documentazione molto fresca, no? Ecco, questo è il Berengario. Adesso possiamo, ecco, piano piano entrare nel giardino. Guardate la cappella, qui fuori vi dico semplicemente di guardare sulla destra, c'è quello che rimane dell'antico albero di Santa Chiara e c'è l'immagine dell'incontro di
Chiara con il pellegrino. Un pellegrino che viene al monastero, gli porta il bastone, gli dice di piantarlo nel giardino che fiorirà un albero meraviglioso. È la vita che vi ho raccontato fino adesso, no? Questo albero secco, piantato nel giardino, che alla croce di Cristo piantata nel giardino, diventa feconda per tutti, no? E questo albero che dà ancora oggi acini. Non so se sapete che c'è la tradizione inventata un po' dalle monache, che dei 3 acini che messi nell'acqua fatta la novena di Santa Chiara diventano un po' anche fonte di grazie, no? Noi abbiamo la testimonianza ancora oggi di tante grazie che passano, è proprio la fede, no? Questo albero che dà questi acini, quando ci mettono i rosari, i braccialetti e le cose varie. È un po' la vita di Chiara in questo albero che continua la sua fecondità, no? Chiara che ha saputo stare nella vita, e questo auguriamocelo anche noi, no? Perché la spiritualità è importante quando stiamo coi piedi per terra nella vita. Chiara ha saputo stare nella vita e quindi ancora fiorisce oggi anche attraverso questo albero, no? Quindi questo bastone secco, se voi lo guardate, a un certo momento sembra che diventi il bastone di un vescovo. Io dico con tutto l'onore ai vescovi che Chiara è una vescovessa. Ecco, c'è il pastorale, no? Perché da questa prova dura, secca, arida, da questa notte, è fiorito l'albero. Se guardate quell'affresco è stupendo, da una parte è secco e poi piano piano comincia a mettere le foglioline della speranza. E chi è questo pellegrino che le appare? Il risorto. Non è vero che Chiara, come dicono alcuni, è solo la Chiara del passionato. No, no. Guardate che Chiara, quando qui dice che ha incontrato Cristo con la croce, dice che era vestito di bianco, qui l'hanno fatto da flagellato. Ma Chiara ha incontrato il risorto, ha incontrato lo sposo. E qui nell'affresco c'è il bel risorto, no? Perché i santi vivono tutto il mistero. Così adesso entriamo, andiamo nel giardino e poi riusciamo Attenzione ai gradini, prima guardate a destra e poi andiamo verso sinistra. Se possiamo un po' custodire il silenzio perché entriamo nel chiostro che è la parte più... C'è una domanda. Sì. Su Maria Cristina, una domanda. Ma quel frate anagnomistico che Jean Daniele è il committente degli affreschi. Ah, ecco, va bene. Non è San Francesco, No. perché dicono tutti San Va bene. Francesco. Attenzione ai gradini, mi raccomando. Tronco dell'antico albero di Santa Chiara, sviluppato sul bastone, che Gesù consegnò alla Santa. Siamo fuori. Attenzione ai gradini, mi raccomando. Questa è l'albero di Santa Chiara quando fiorisce, vedete che bello? Qui Gesù Pellegrino appare a Chiara e le consegna il bastone che è poi germogliato. E l'albero sarebbe questo. Adesso siamo in inverno e non ci sono foglie. Poi crescono, ci sono le bacche e le suore fanno le corone del Santo Rosario. Vedete qualcosina c'è, pochino. Questo c'ha nel 1300-700 anni questa pianta. Incredibile. Sì. Incredibile. Questo c'ha 700 anni. E con quando fanno le corone del Rosario, sì. Anche il nostro ha fatto i fiori di Sì. quei fiorelli più belli. Anche altri che poi prendiamo indietro. Adesso pieno le fiorelle, le batte lì che avevano fatto le corone del Rosario.
700 anni di anni. Andiamo nel giardino, ecco, avete fatto? Allora andiamo nel santuario. Andiamo, cominciate ad andare lì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Ok. Questa mattina abbiamo dedicato a voi. Almeno, visto che non siamo quelli che sono sempre passati un'ora avanti, la nostra mattina dedicano. Questi vogliono vedere il chiosco. C'è pozzo. Si vede? Qua c'è il pozzo, mamma mia se profondo. E tira sull'acqua, si vede? Guarda l'acqua, si vede. E qua esce. Ah, ci vuole una bottiglietta. C'è pozzo? C'è che riempio la bottiglia. C'è che riempio la bottiglia. Andiamo avanti. Questa è la donna che comprava. È finito il quadrato, mi dice? Adesso Sì. potete andare Qui alla a Luna. Santa, a Luna, che vedete i segni della passione, il corpo della Santa, e poi giù in fondo, stando lo In fondo a sinistra ci sono i gradini, se giù ci vendono i ricordini. E c'è anche i bagni, là dove sapete. Grazie, ti ringrazio. Grazie.